Lo scopo della passeggiata. Lo scopo della passeggiata è di raccogliere fondi e di destinarli alle cure e alla prevenzione. È diventato un appuntamento fisso dell'Ottobre Rosa veneziano, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, per il quale il Comune ha disposto anche quest'anno un'ampia serie di iniziative in collaborazione con le municipalità e varie realtà associative del territorio. Primo di 4 appuntamenti ogni martedì di ottobre, la camminata in rosa di Zelarino. È rosa perché è rivolta alle donne, però diciamo che anche gli anni scorsi sono venuti molti uomini anche. C'è la partecipazione anche di medici dell'ospedale, medici della Breast Unity, medici del Dipartimento di Prevenzione e anche del direttore generale. Alla prima camminata in rosa di Zelarino, che è passata anche accanto all'ospedale dell'Angelo, hanno partecipato un'ottantina di persone, guidate da Angela Mezzato, presidente di Zelarino in Cammino, e Roberto Pistolato di Cianni Live Aid, organizzatori dell'iniziativa, il cui prossimo appuntamento è alle 20:15 di martedì al Centro Polo. L'obiettivo di questo mese è proprio, oltre alla sensibilizzazione, anche far presente alle persone che ci sono delle associazioni anche oltre all'attività ovviamente svolta dall'ASL 3 e ci sono anche delle associazioni che poi si prendono in carico di accompagnare le persone meno fortunate nel loro percorso, e noi vogliamo essere solidali e oltre all'attività di prevenzione vogliamo anche supportare queste associazioni.